Ciao ragazzi, bentornati ad un nuovo appuntamento per il progetto scuola. Oggi ci troviamo all'Istituto ENAIP di Verona, siamo in via Bencivenga Biondani, all'interno ovviamente della nostra città, siamo a Verona, vicini al centro, e vi parliamo di un istituto professionale che saprà darvi davvero molti spunti. Ascoltiamo subito la voce di Federica Stefanoni, la tutor dell'istituto, che ci racconterà la panoramica dell'offerta formativa dell'ENAIP Verona. ENAIP Veneto è un'agenzia di servizi formativi conosciuta a livello nazionale. Nel territorio del Veneto è presente su più province con 20 agenzie. Un'azienda che si occupa di progettazione e realizzazione di percorsi per lo sviluppo delle competenze professionali, di orientamento e di accompagnamento al lavoro. Nello specifico qui a Verona abbiamo 3 indirizzi, operatore elettrico, operatore addetto alle vendite e operatore elettronico. E da 2 anni in questo ultimo settore abbiamo anche il 4º anno, quindi da operatore i ragazzi possono completare il percorso passando ad un tecnico, quindi con il conseguimento di un diploma riconosciuto a livello europeo, e con la caratteristica quest'anno di questo sistema duale, un'alternanza scuola-lavoro che gli fa fare un percorso per buona parte anche in azienda, con l'eventuale successivo contratto in apprendistato, ovviamente se c'è poi un buon rapporto anche con l'azienda. La scuola offre 3 indirizzi, quello per operatore elettrico, quello per operatore elettronico e quello per addetto alle vendite. Ebbene, allora andiamo a ascoltare la voce di Emily e di Matteo, che sono 2 ragazzi che studiano qui proprio l'indirizzo di operatore addetto alle vendite e che nella loro vita vorrebbero aprirsi un negozio e saperlo gestire a 360 gradi. E poi ascoltiamo anche una delle docenti, la docente di contabilità, che ci spiegherà proprio che cosa cercano di imparare qui i ragazzi ogni giorno. Da quest'anno il nostro centro presenta una novità, nel senso che all'interno del percorso curricolare abbiamo inserito un'area dedicata all'e-commerce e al web marketing. Quindi la figura professionale che ne esce è una figura professionale completa, in quanto si aggiungono, oltre alle competenze esistenti già prima di amministrazione e contabilità, di web marketing e di visual merchandising, anche una parte relativa all'informatica. In sostanza i ragazzi gestiscono in autonomia una piattaforma online dove gestiscono autonomamente e in continuo aggiornamento un sito e-commerce, anche con l'ausilio di supporti informatici come Google Analytics, che serve per il controllo degli accessi al web. Si tratta quindi di una figura completa e spendibile sul mercato del lavoro, un mercato del lavoro che è sempre più esigente e sempre più alla ricerca di personale qualificato. Queste competenze vengono infatti approfondite e emergono soprattutto durante il periodo di stage in cui i ragazzi sono impegnati sempre nel percorso curricolare. Si tratta circa di 2 mesi di lavoro presso punti vendita e aziende del settore. Gestiamo una piattaforma online che ha caratteristiche molto simili ad altri siti di commercio presenti sul web, per cui facciamo molta attenzione alla scelta dei colori, ai video e ai link, e teniamo un aggiornamento completo dell'archivio dei prodotti vendibili che abbiamo. Tutto questo comunque sempre facendo riferimento a tutto quello che abbiamo imparato dalla contabilità fino adesso. Infatti per quest'area, l'amministrativo contabile, utilizzando un programma specifico, compiliamo schede di magazzino, documenti di trasporto, fatture, e anche qui teniamo un aggiornamento continuo dell'inventario facendo riferimento alla quantità di prodotti che abbiamo nei laboratori di vendita, e in questo modo abbiamo creato un negozio virtuale, diciamo. Mi piace il contatto con le persone e quindi comunque il fatto di poter gestire questo tipo di contatto attraverso un negozio, dal saper fare alla vetrina, la vendita diretta o al saper stare anche dietro un computer, mi attirava e quindi ho scelto per questo. A me piacerebbe aprire un negozio di abbigliamento e diventare responsabile vendite se riesco, e quindi aprire un negozio mio, sì. L'operatore servizi di vendita è un percorso triennale che sviluppa completamente le abilità in un punto vendita e cura il rapporto con il cliente. Molte delle attività che svolgiamo sono ad esempio quelle per curare il rapporto con il cliente,
aiutarlo in ogni suo bisogno e anche l'accoglienza. Siamo capaci di gestire un punto vendita a 360 gradi, partendo dalla contabilità fino ad arrivare al punto visual. Ho scelto questo indirizzo perché mi piace molto stare a contatto con le persone e inoltre, avendo mio padre contabile, mi piace in ogni caso la vendita e tenere registri di cassa, eccetera. A me piacerebbe aprire un negozio di abbigliamento, magari in centro città, e sperando vada bene. La nostra collaborazione con l'ENAIP nasce qualche anno fa con l'accoglienza in stage nei nostri punti vendita di Verona di studenti dell'ENAIP. La base della collaborazione è sia nell'accoglienza degli stagisti ma anche nella presenza di nostri collaboratori all'interno dei corsi di ENAIP proprio per promuovere il biologico. La formazione e le conoscenze del biologico e le competenze sono fondamentali nella nostra rete di vendita, quindi questo ci ha portato a valorizzare la collaborazione con ENAIP. La formazione professionale di un corso come quello promosso da ENAIP deve essere accompagnata proprio anche dalla conoscenza delle competenze biologiche, perché quando un cliente entra nel nostro supermercato ha bisogno di essere accompagnato nella vendita. I nostri prodotti sono prodotti particolari che vanno conosciuti, quindi noi ci auspichiamo che la collaborazione nasca proprio nella valorizzazione delle competenze. Riteniamo che il ruolo delle scuole professionali oggi possa essere considerato ancora attuale proprio per questa forte relazione che può nascere tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro. E ora scopriamo la parte restante dell'offerta formativa e parliamo con il docente Scullino, che è un docente di elettronica che però in particolare in questo caso ci parlerà appunto dell'indirizzo elettrico. E ascoltiamo anche la voce di Marco, uno dei ragazzi che qui stanno proprio imparando questo percorso formativo, e vediamo anche lui insomma le idee abbastanza chiare su quello che vorrebbe fare sul futuro. In particolare vorrebbe mettersi dei soldi da parte per aprirsi un'attività sua. Il corso di operatore elettrico ha l'obiettivo di formare tecnici con competenze in impiantistica elettrica sia in ambito civile che industriale e con conoscenze in ambito elettronico ed informatico per realizzare impianti domotici configurabili attraverso un software e controllabili attraverso uno smartphone, un PC o un tablet. Nella mansione elettrica sviluppiamo due tipologie di impianti. Il primo si occupa del settore civile, impianti di uso domestico abitativo come impianti di sicurezza, distribuzione di energia, i controlli di illuminazione. Il secondo invece si occupa di impianti per il settore industriale e quindi automazione, cioè il controllo di sistemi attraverso logica cablata, pulsantiere, contattori, oppure la logica programmata con l'uso del PLC. È un lavoro molto utile e molto, diciamo, non sicuro, però c'è più possibilità di trovare lavoro. SIPRO, che significa sistemi programmabili, è affermata sul mercato da oltre 30 anni, produce principalmente controlli numerici, PC industriali fino alla robotizzazione, robot polari, delta, cartesiani. Collabora con ENAIP per quanto riguarda la formazione dei suoi studenti nella pratica in SIPRO, dove loro possono andare a controllare tutti i nostri prodotti nella fattispecie di schede elettroniche che vanno a costituire appunto i controlli numerici principalmente. Grazie al sistema duale riusciamo ad avere studenti preparati in campo pratico, e di questo beneficia sia la scuola che la stessa azienda, insomma, finale. Gli istituti professionali sono effettivamente ancora utili in quanto danno la possibilità di avere tecnici, persone che operano in maniera più concreta sui sistemi, insomma. Torniamo da Federica, che ci racconterà una figura fondamentale all'interno di questo istituto, sì, la figura del tutor che accompagna i ragazzi non soltanto nelle ore, diciamo, di insegnamento, ma anche un po' come filo conduttore in quella che può essere anche la loro vita a 360 gradi. ENAIP è particolarmente conosciuto per il taglio tipicamente pratico e professionalizzante che dà nel contesto dei propri laboratori e per lo sviluppo di questo saper fare. Una figura di supporto al classico formatore è il tutor, un ruolo esterno a quello che è il consiglio di classe dei formatori, quindi non
non dà un voto, una valutazione ai ragazzi, ma è più un trade union, un ponte tra la scuola e la famiglia. Andiamo da Matteo che ci parlerà invece dell'indirizzo elettronico e vedremo anche che cosa sono in grado di fare questi ragazzi nel momento in cui si trovano ad affrontare l'alternanza scuola-lavoro. Il percorso di tecnico elettronico è il proseguimento del terzo anno con conseguimento di un diploma e che ha come parte principale un sistema duale che è scuola-lavoro. La parte scolastica è concentrata anche lì molto sulla parte manuale. E ad esempio abbiamo qui dei progetti fatti da noi ragazzi, proposti dal professore, altri progetti invece sono stati proposti da noi alunni. La parte lavorativa parte da febbraio, ha un totale di 500 ore che saranno divise nella settimana con il lunedì ancora a scuola, mentre il resto della settimana saremo a lavoro come apprendistato in un'azienda. Io in particolare sono stato assegnato alla Bineuro, azienda che lavora nell'ambito dell'elettronica e a cui mi piacerebbe essere accolto a fine anno scolastico e altrimenti mi piacerebbe comunque essere accolto in un ambito dell'elettronica perché è il settore che mi piace e il settore in cui mi piacerebbe lavorare in futuro. La scuola partecipa ogni anno ad una serie di iniziative promozionali, job, salone dell'orientamento e le imminenti date di scuola aperta per dare la possibilità a famiglie e ai ragazzi in uscita dal percorso della scuola media a poterci visitare, a poter visitare anche i nostri laboratori per la scelta della scuola superiore. A tal proposito potete ricevere e raccogliere tutte le informazioni necessarie sul nostro sito www.enaip.veneto.it, dove c'è poi il mini sito di Verona, oppure il recapito telefonico qui specifico di Verona 045 80 15 053.